Quarta edizione per la Vogalonga Eugania con un ospite d'eccezione che è l'Olimpica. Siamo arrivati alla quarta edizione di una manifestazione che cresce ogni anno. Quest'anno abbiamo superato le 20 imbarcazioni. Apripista è oggi l'Olimpica e spero che questo sia un meraviglioso auspicio per tutta la squadra della Vogalonga e che effettivamente la Voga alla Veneta possa diventare disciplina olimpica. Un'imbarcazione meravigliosa, l'Olimpica, costruita con grande maestria da esperti veneziani e che ha l'ambizione proprio di unire la gente e di portare il messaggio della Vogalonga e quindi di navigare nei colli in tutto il mondo. Come aveva detto prima il presidente del coordinamento nazionale della Voga alla Veneta, l'acqua non separa ma unisce. Sì, i colli euganei uniscono ancora di più, oggi tocchiamo molti comuni e ci sarà una grande platea ad aspettarci. È un momento veramente per vivere i colli in modo diverso e da un'altra prospettiva. Giovanni Giusto, presidente del coordinamento nazionale della Voga alla Veneta. Ospite d'eccezione per la Vogalonga Eugania, l'Olimpica. L'Olimpica è sicuramente un grande progetto, è un progetto di svolta, è un progetto che chiude quel lavoro definitivamente, speriamo positivamente, di divulgazione della Voga alla Veneta, quantomeno nell'ambito nazionale. Siamo partiti 15 anni fa, eravamo una ventina di associazioni remiere, principalmente veneziane. Oggi abbiamo più di 100 associazioni remiere affiliate per quasi 30.000 associati relativi e in quasi tutto il territorio italiano. Quindi sicuramente il lavoro ha fruttato e oggi quindi è il momento di cambiare come. Far sentire che la Voga alla Veneta è sì comunque cultura ed espressione tipica veneziana, veneta, ma che può essere adottata nell'ambito nazionale da tutte le altre regioni. E orgogliosamente, perché se per noi è cultura, la Voga alla Veneta dopo 1200 anni è sicuramente anche un'attività sportiva altamente agonistica. Vogalonga Eugania sta diventando una classica dell'entroterra. Sì, in effetti siamo molto felici di questo. Partiti in sordina 3 anni fa con un gruppo di amici e soprattutto con l'appoggio del Parco Colli. E sta diventando qualcosa di importante, soprattutto quest'anno sarà il salto di qualità, avremo equipaggi addirittura di altre regioni, non solo padovani veneziani, ma da Firenze, da Ferrara e via discorrendo, quindi siamo particolarmente felici di questo. Saremmo ancora più felici se riuscissimo ad avere più gente sulle sponde. Ecco, comunque quest'anno c'è anche una bella novità per quanto riguarda la Voga alla Veneta. Forse stai parlando dell'Olimpica? Ah sì, la porteremo giù sabato, è una meraviglia, è un siluro rosso di 12 metri con 4 vogatori, è splendida, credo che piacerà a molti anche di quelli che non praticano Voga Veneta, ma è un qualcosa di bello da vedersi.